Simi chiama palla a Vinicius, la riceve, può provare anche a puntare in 1 contro 1 Marcelinho, ancora molto bene qui il tiro da parte di Vinicius. Attenzione quindi all'occasione di Marcelinho che calcia con il sinistro, la risposta da parte di Pozzi è il peggior attacco del campionato con 37 reti fatte. Qui Morillo però che si gira e controlla e trova la rete dell'1-0, se lo sono dimenticati qui in casa di Inter Service e Morillo trova la rete dell'1-0. Serve Canale, scambiano i due, Marcelinho, zona tiro, Marcelinho ne salta uno, ne salta due, Marcelinho col destro, buca Pozzi e arriva il pareggio di Marcelinho, 1-1. Rincorsa lunga da parte di Marcelinho che va in porta, Vinicius con la testa, Onorio trova la rete del 2-1, sfortunata qui l'Arzignano. L'Inter Service che riparte con Tony Dandelle, Salas, Canalle e Marcelinho, prova a far uscire l'Ital Service qui l'Arzignano, poi Canalle recupera il pallone, trova un gol bellissimo, l'errore di Leandrigno e Canalle trova un grandissimo gol. Jefferson riesce comunque a restituirgli il pallone, ancora brutto per Salas che si inserisce, calza palo, Jefferson ancora e poi De Oliveira trova la rete del 4-1. Jones da Canal, Marcelinho, ora l'Inter Service da spettacolo, Salas trova la rete del 5-1, applausi di tutta la panchina, anche di mister Fulvio Colini. Salas dentro da Boruto che si gira e calcia e trova il gol, lo trova al 18esimo in campionato Borruto, l'Ital Service trova la rete del 6-1. Nuovamente da Onorio, Salas, Onorio col tocco sotto, il gran gol di Umberto Onorio che trova la rete del 7-1. Vedremo se arriverà poi al termine della partita. Termina qua, l'Inter Service preso da calcio 5 batte la Real Arzignano per 7-1. Ricapitoliamo velocemente le reti. Per Arzignano la rete di Morillo iniziale, poi è un empleo Inter Service con Marcelinho, Onorio per il 2-1, Canale, De Oliveira, Salas, Boruto e Onorio a concludere con il 7-1.